Niscemi può ufficialmente festeggiare un traguardo storico, la prima squadra della città, guidata da mister Fabio Comandatore, è in eccellenza. Mauro e compagni hanno annichilito la Cibonaccorsi con un sonoro 6-0 e hanno fatto impazzire tutti i tifosi che ieri hanno gremito lo stadio Ponte Longo, coronando una stagione da sogno che non poteva finire diversamente. Una supremazia assoluta quella dei gialloverdi nel girone D del torneo di promozione, con un vantaggio di 11 punti dalla seconda classificata. Oggi veramente è stata una bellissima giornata di festa, c'era un pubblico veramente almeno da Serie C, da Lega Pro, veramente grande. Siamo contenti per la città di Niscemi, per la società, per lo staff e per tutti i calciatori. Credo che ce lo siamo meritati. Dalla prima giornata all'ultima in testa, credo che sia un grande traguardo e un grande risultato del lavoro fatto dal 28 luglio. Sì, contentissimo per i gol di oggi, contentissimo per la stagione, per questi 27 gol come ben hai detto tu, ma soprattutto felice perché abbiamo vinto il campionato e possiamo prossimo anno pensare in un'eccellenza. È stata un'annata fantastica, una stagione dove abbiamo battuto tutti i record. Come capitano sono orgoglioso di questi ragazzi, per me è stato un onore anche giocare con loro, anche perché per me questa è l'ultima stagione, quindi finire la mia carriera con 2 campionati vinti a Niscemi penso che sia per un giocatore il massimo, specialmente la città dove tu sei nato. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, merito della squadra, dei direttori, di tutti. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo e il prossimo anno già diventa, diciamo, un altro campionato ancora molto più difficile rispetto a questo. Ma Niscemi c'è, Niscemi si è visto e quindi vediamo il prossimo anno che campionato fare, ma non faremo un campionato di bassa classifica. È festa universale. Quando accettai questo percorso che ha fatto il Niscemi tutti mi prendevano per pazzo e adesso magari tutti vorrebbero essere qui al mio posto. Sono contento e felice per me e tutti i miei compagni e penso che questo di qua è un traguardo che si aspettava già da molto. Il nostro obiettivo, questo è arrivato un momento che tutti oggi gioia che è incredibile per tutti i nissemesi, presidente, mister, tutti i giocatori. Abbiamo molto contento e questa è la vita. Abbiamo gioia oggi, guarda, tifosi incredibile, un gioia troppo felice oggi. Sono contento di queste cose, abbiamo vinto il campionato e sono contento per i tifosi qua, anche al mister, quindi niente da dire. Grazie a voi, grazie a tutta la società. Niente. Quest'anno è stato un anno importante per noi, ci speravamo dall'inizio e finalmente è arrivato. Abbiamo fatto una grande cosa a Niscemi, si è visto oggi con quasi 2000 persone che hanno riempito lo stadio e siamo felici di aver portato a casa il traguardo. È una bellissima cosa, una bellissima esperienza e penso anche per ormai i forestieri. Siamo felicissimi di aver preso questo obiettivo, era l'obiettivo che siamo prefissato già dall'inizio di stagione e niente, siamo felicissimi di tutto questo. Una grande felicità, una grande emozione, si capisce, è un risultato storico voluto, costruito nel tempo da una grande società, supportata, lasciatemelo dire,
senza immodestia anche dall'amministrazione, in un momento storico in cui lo stadio è una nuova, come dire, veste e si candida ad ospitare eventi importanti nel calcio, come dicevi tu, che conta. Siamo molto felici in questo momento. Un grazie da parte mia, dall'amministrazione di tutta la città, a questa squadra, ai familiari, agli sponsor che hanno reso possibile anche questo, perché l'invito già fin da subito è a supportare per quello che sarà la prossima stagione, chiaramente un ulteriore grande sogno che coinvolge uno sport sentito nell'animo e nel cuore di tutti i cittadini, e quindi forza Niscemi, congratulazioni ancora a tutti quanti, alla dirigenza, il mister. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i nostri tifosi che non ci hanno abbandonato negli ultimi anni. Sì, è stato abbastanza complicato, però ci siamo riusciti. Oggi sono andato in doppia cifra, sono felicissimo. È il mio primo campionato, quindi è una cosa importante, un traguardo importantissimo. Per adesso godiamoci la festa, poi vediamo, adesso godiamoci l'entusiasmo, la festa che ci travolge in questi giorni.